Amici di Fanner, appassionati di calcio a 5, ben ritrovati dal Circolo Canottieri di Tevere Remo in Roma. Questa è la 19ª giornata della Serie C2. In campo ci sono i padroni di casa della Tevere Remo contro il Monte San Giovanni. Lani per Guancioli che mantiene a fatica il pallone in campo. Guancioli se ne va. Prova la puntata e c'è il vantaggio della Tevere Remo, firmato Guancioli, che apre la gara 1-0. Occasionissima, 1 contro 1 per gli ospiti. In mezzo il calcio d'angolo battuto, c'è il gol da parte di Mattei, il pareggio del Monte San Giovanni al 15° minuto del primo tempo. Spesso impegnato in questa prima frazione, chiamano lo schema i giocatori in maglia bianca. Signorelli, anzi era Guancioli il palo clamoroso, subito chance per riportarsi in vantaggio. Ancora Guancioli, supera un paio di avversari, allarga sulla destra, palla in mezzo e c'è il gol, il vantaggio nuovamente per la Tevere Remo, 2-1. Serve sulla sinistra Capitan Villani, tenta la battuta a rete, il palo clamoroso e poi la palla che rimbalza sulla schiena. Antonica scevola al piede, si porta la palla sul destro, dall'altra parte per De Matteis che sigla la sua doppietta personale e c'è il 3-1 per la Tevere Remo quando mancano 2 minuti alla fine del primo tempo. Ancora Guancioli, con la punta, con i piedi, la risposta di Graziani 2 volte anche su Signorelli. Di esterno in avanti, difende bene il pallone Signorelli dall'attacco di 2 avversari. Antonica tenta il destro, palla alzata in angolo da Graziani. Davanti alla porta c'è il gol da parte del numero 10 Guancioli che sigla la sua personale doppietta, 7° gol stagionale e 4-1. Milani, Guancioli, 1 contro 1, tenta la puntata deviata e c'è il gol del 5-1, tripletta di Guancioli. Milani si allarga e riceve Guancioli, ottimo il controllo di esterno. Milani sul secondo palo, De Matteis, palla sul palo, 3 contro 2, col tacco. C'è Checchetelli che col sinistro prova a riaprire la partita, 5-2. Il gol del Monte San Giovanni. Antonica, ma lui col destro, palo. Solo un uomo in barriera, parte Guancioli. Dall'altra parte Signorelli ha un'occasione, la mette dentro. Il gol del 6-2 al 18° minuto del secondo tempo. Ha segnato Signorelli. Glielo toglie infatti Villani. Calcio di punizione e 6° fallo cumulativo. Parte Villani col destro e c'è il gol del 6-3 per il Monte San Giovanni al 25° minuto del secondo tempo. Cerasaro, dall'altra parte Antonica, pallonetto per Guancioli che di controbalzo segna un grandissimo gol che chiude la partita, 7-3, 4° gol in questa partita per Guancioli. Fischia l'arbitro, finisce qui la partita tra la Tevere Remo e il Monte San Giovanni. I padroni di casa si portano a 29 punti in classifica, sempre più ultima invece la compagine del Monte San Giovanni.